Grazie di essere intervenuti sfidando il freddo per ascoltare cosa vogliamo raccontarvi. Grazie al sindaco, ai sindaci presenti di Cappella, al presidente regionale dell'ASAC Raschi, al vicepresidente della banca e all'ASAC di Treviso La Carla, che è quella che lavora. Poi ce ne sono tanti, c'è Camillo, ce ne sono tanti. Mi chiederete perché questa serata non ha 3 cori. Normalmente organizziamo ogni anno, da 8 anni, una rassegna e ti invitiamo a dei cori molto importanti. Quest'anno trovate solo la corale femminile, non trovate i nomi dei canti, non trovate niente. È tutto un po' così. Volevamo una serata diversa perché volevamo farci conoscere un po' di più, farvi capire cosa abbiamo fatto in questi anni, come abbiamo incominciato, perché in 10 anni ti dicono ma come hai avuto l'idea di partire, come mai siete partiti, come avete fatto. Allora immaginatevi che il coro vi inviti in una casa padronale di campagna con una grande aia, con delle tavole imbandite, dove gli amici parlano, cantano, bevono un bicchiere e si raccontano, e noi vogliamo raccontarci. Abbiamo incominciato gli incontri carbonari trovandoci da Ilario, con Spina che coordinava. Eravamo un po' un trio toscano, un po' allo sbaraglio, e tutti ti dicevano ma dove volete andare voi? Io conosco questa gente, non durerete molto. Noi siamo qui dopo 10 anni e vi dico che dove andiamo a cantare con il coro non facciamo brutte figure. Abbiamo una rappresentanza degli alpini di Conselice che ve lo possono testimoniare, ma non solo loro, perché ormai siamo andati nelle Marche, siamo andati in Toscana, siamo andati in Emilia, e quando ascoltano il coro ci richiamano, quindi vuol dire che la strada che abbiamo percorso è una buona strada. Il nostro coro ha la fortuna di avere della gente preparata, della gente che si impegna e della gente che si sacrifica. Si riesce a fare squadra perché qualcuno qui dietro me magari parte nel mese di luglio da Caorle, viene a fare le prove Vittorio Veneto da Caorle con la famiglia, o altrimenti c'è qualcun altro che finisce di lavorare il sabato a luna, prende la macchina e ci raggiunge a Busseto per cantare, o prende la macchina e viene a Conselice, fa 3 ore di macchina, 3 ore e mezza, per cantare con noi, e non è da poco. E questo fa capire lo spirito che unisce il gruppo. Dietro a questo gruppo ci sono le mogli che portano pazienza, che ci danno anche l'aiuto del terzo tempo, che uno prepara il salato, uno prepara il dolce, e tutto serve a far squadra. Avevo preparato 10 pagine, una per anno, ma vi tolgo disturbo presto, perché gli amici di Conselice prima delle 19 se ne devono tornare. Abbiamo avuto la fortuna in questi anni di trovare chi ci ha creduto, e noi a questi vorremmo dare un piccolo omaggio, che è veramente una piccola cosa, ma vuole essere la nostra testimonianza per la stima che loro hanno avuto nei nostri confronti. Allora, non vi dico i nomi, li vedrete dopo perché li chiamiamo. Allora, spero che la serata che abbiamo avuto idea di mettere in piedi, farà dire, sul palco si alterneranno delle persone con le quali abbiamo avuto rapporti e con le quali abbiamo lavorato in questi 10 anni.
allora la nostra storia ve la racconteranno un po' anche loro. Io voglio un momento molto non lieto, perché in questi 10 anni 5 nostri amici ci hanno lasciati. Dagillo, Giovanni, Stefano, Mario e Ivano. Mario e Ivano avevano poco più di 50 anni ed erano 2 voci bellissime. In mezzo a questo gruppo, questa sera non siamo tutti, perché uno con l'influenza, uno con una caduta, ma abbiamo una voglia immensa di continuare. Se voi avrete la pazienza, lo spirito, la voglia di ritornarci ad ascoltare anche gli anni prossimi. Grazie a tutti voi. Buonasera anche da parte mia. Sono il presentatore ufficiale del Coro Vittorio Veneto e desidero rivolgere a tutti i presenti il mio saluto personale e il saluto di tutti i coristi. Naturalmente io devo solo ringraziare i coristi per l'impegno che ci mettono e dare onore e merito al maestro Giuseppe Borin, perché si dedica con tanta passione e con tanta dedizione alla loro preparazione, ma ci sarà chi vi spiegherà tutto del Coro Vittorio Veneto meglio di me. Voglio solo ricordare che questa sera abbiamo anche la corale femminile vittoriese, che praticamente ci ha tenuto a battesimo e quindi per noi è anche un grande onore. E adesso naturalmente io lascio il microfono e la parola alla presentatrice ufficiale della serata, che è Elena Filini, che chiamo qui da me. Ecco. Buonasera, buonasera Ecco. a tutti, buonasera, buon compleanno al coro, Alberto, buonasera. Io ormai da tanti anni sono qui, sono ospite, ho il piacere di essere su questo palcoscenico e di aver accompagnato in qualche modo anche questo coro nei galà annuali che si tenevano qui. 10 anni sono giustamente un'occasione da festeggiare, perché il pensiero che mi viene ricordando questa per ora breve però significativa parabola è che il coro è un grande momento sociale. C'è una gerarchia abbastanza oggettiva poi di meriti, di qualità, di talenti, e questo è un discorso. Ma quando si parla di coralità si parla di un mondo che ancora poco valorizziamo. Immaginate quale impatto ha nella vita di ognuno la frequenza ad un coro. Di lui e della sua famiglia si muove un mondo, e il mondo si muove attraverso una disciplina che è il canto e la musica, che è una sfida continua, che è disciplina appunto costante, che è studio e che è impegno. Per cui è sempre un cimento che ci rende ogni giorno migliori di come eravamo nel giorno precedente. Credo difficilmente esista una modalità di stare insieme più bella, più costruttiva che il canto corale, per cui sono veramente lieta di essere qui e sono anche contenta di essere in questo teatro, perché questa città è una città che alla coralità ha dato molto, è ancora il riferimento simbolico della coralità in Italia, ed è bene vedere una platea gremita, vedere un palcoscenico pieno di persone. Siamo qui a dare vita tutti insieme alla stessa emozione. E allora chiamerei subito il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, per un saluto, e chi meglio di lui può capire davvero il valore della musica nell'esistenza. E quindi sì, il suo non è mai ovviamente un saluto prettamente istituzionale, perché il sindaco sa veramente di che cosa parliamo. Buonasera sindaco. Buonasera, troppo gentile. Ci sono fior di musicisti qui. Io ringrazio il coro che ha scelto di festeggiare i suoi 10 anni su questo palco che ha visto, come appena è stato ricordato, anche il concorso corale nazionale, che è una meta a cui tanti cori puntano. Visto c'è anche l'amico Raschi, anche il Festival di Coralità Veneta,
che ha deciso quest'anno di essere presente a Vittorio Veneto. Quindi, come è stato appena detto, la tradizione corale vittoriese è davvero di qualità molto elevata. Festeggiare i 10 anni nell'anno del centenario credo sia un'ulteriore bella cosa. Aggiungo solo che è vero, la musica, i cori, la musica accompagnano la nostra vita, e come ebbe a dire un bravissimo musicista quando gli fu chiesto ma a cosa serve la musica, e lui ha detto in realtà non serve a niente, ma ne abbiamo bisogno come dell'aria che respiriamo. Quindi buona musica a tutti. Grazie Sindaco. È davvero così, entra talmente sotto pelle nella nostra vita la musica che non ce ne accorgiamo. Se dovessimo chiudere gli occhi e quantificare quanta musica abbiamo intorno e dentro nel corso di una giornata, penso che ci sorprenderemmo davvero. Allora io chiedo ai valorosi uomini del coro di Vittorio Veneto di accomodarsi, perché adesso c'è da lasciare spazio ad un coro amico che, come è stato ricordato appunto da Alberto De Stefani, presentatore ufficiale del coro, li ha in qualche modo tenuti a battesimo, quindi non soltanto coralità virile, coralità maschile, ma questa sera accogliamo e salutiamo la corale femminile vittoriese, quindi altra espressione del canto popolare proprio che insiste nella città di Vittorio. Quindi direi al coro di prendere posto, e mentre la corale femminile vittoriese entra, mi piace ricordare che invece loro hanno qualche anno di vita in più, perché sono sorte nel 1997 e da sempre sotto la stessa guida, che è quella di Patrizia Tommasi, diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello, diplomata in canto, cantante, quindi hanno avuto un binario unico su cui confrontarsi. Si sono, diciamo, dedicate particolarmente alla musica di stampo appunto tradizionale e popolare, ma vedremo da questa sera che il loro repertorio è anche molto assortito e molto vario. E la presidente Lucilla Battistuzzi avrebbe voluto fare anche un piccolo happy birthday ai colleghi uomini. Ha prevalso la volontà di rendere questa serata più fluida possibile, perché come vedrete è una serata molto molto ricca, e quindi ci concentriamo subito sulla musica e ascoltiamo 3 brani che ci aprono 3 mondi musicali completamente diversi. Il primo è un brano di Marco Maiero, Sul volo chiaro, quindi rimaniamo nella tradizione della coralità folclorica nordestina. Poi invece ascolteremo un canto galiziano, O voso galo comadre, e poi invece passiamo ad un altro mondo, alla musica della ricostruzione, e ascoltiamo Non ti fidar di un bacio a mezzanotte di Gorny Kramer. Vi lascio all'ascolto della corale femminile vittoriese diretta da Patrizia Tommasi. Ritorna ancora quando accende
Ringraziamo la corale femminile vittoriese che avremo modo poi di riascoltare insieme agli amici del coro di Vittorio Veneto più tardi. Dicevamo, anzi diceva Danilo Riedi, vulcanico presidente di questa realtà, che 10 anni sono il racconto di tante cose, sono il racconto dei concerti, ma sono il racconto anche di tante attività di cui il coro si è fatto appunto motore. Quella forse più interessante, perché potrebbe poi avere nel tempo delle ricadute importanti, è quella cosiddetta didattica. Da sempre, forse, sin dai primi anni di formazione, il coro di Vittorio Veneto si è sempre presentato alle scuole, alle elementari, alle medie, ha condiviso dei progetti proprio per cercare di portare anche il piacere e la curiosità verso il canto popolare sin dai primi anni appunto delle scuole dell'obbligo. Questo intervento è stato chiaramente reso possibile da una rete di insegnanti sensibili, di insegnanti diciamo interessati anche ad aprire la didattica a qualcosa che fosse ulteriore al programma scolastico. Uno di questi, forse la principale, con cui il coro ha avuto relazioni in tutti questi anni, è la professoressa Nicoletta Piccin della scuola secondaria di primo grado Grava di Conegliano, che io chiamo qui questa sera. Mentre ricordo che il coro ha collaborato con le scuole di Vittorio Veneto, Colle Umberto, San Vendemiano, Fregona e Conegliano. Buonasera professoressa, benvenuta. E
anche grazie per questo lavoro che voi fate anche spesso suppletivo di portare la musica, ma la musica dal vivo, la musica corale nelle scuole sin dalla più tenera età. Io so che lei ha preparato un discorso, un ricordo di queste vostre attività e quindi le lascio il campo. Buonasera, sono Nicoletta, lavoro da diversi anni nel mondo della scuola e su invito del maestro Borin, del presidente Riedi e di tutti i coristi che rappresentano il coro Vittorio Veneto, sono su questo palco per dar voce e testimonianza alle importanti attività che il coro stesso svolge all'interno delle scuole e per far conoscere ed apprezzare il canto popolare, espressione dell'anima di un popolo. Vengono trattati vari argomenti: il lavoro, le condizioni di vita, le esperienze della vita, l'amore, le feste e i rituali. I canti popolari sono semplici e sono sempre un punto di riferimento per tutte le società contadine che, attraverso strofe e ritornelli, danno voce al loro vissuto. Nell'anno del centenario della conclusione della Grande Guerra, il coro è entrato nelle scuole con i suoi canti alpini per dire e insegnare ai ragazzi quanto quel lungo periodo sia costato lacrime e sangue ai nostri padri, nonni e bisnonni, anche attraverso le letture di Cinzia Zanardo, che ha dato voce al diario scritto da sua nonna. Ecco quindi che il coro fa conoscere ai nostri ragazzi tradizioni e canti locali, affinché il patrimonio culturale non vada perduto, e svolge un ruolo di integrazione ai programmi di musica per avvicinare i nostri figli al canto corale. Lasciate ora che parli il mio cuore emozionato, in quanto in una società in cui abbiamo perso a volte la capacità di stare insieme e fare comunità, il recupero di tutto questo può avvenire anche attraverso le emozioni che un coro presente nelle nostre scuole può dare, e cioè il compito di educare la pace, e qui sottolineo educare alla pace, mai scontata, che avviene anche quando i nostri figli o noi insegnanti nel dopocoro ci avviciniamo ai coristi e con loro condividiamo non solo un'ombra di quel bon, ma anche una pacca sulla spalla o una semplice domanda sul significato di un canto popolare. Io adesso parlo non solo attraverso quello che ho scritto, ma voglio proprio, il mio è un abbraccio corale, perché mai come in questo periodo dobbiamo educare i nostri ragazzi, cioè ai veri valori della vita. E credetemi, quando il coro, in questo caso il coro Vittorio Veneto, è entrato nelle nostre scuole, l'ha fatto col cuore in mano e noi abbiamo cercato di accoglierli come veramente meritano e tutti insieme siamo cresciuti. Quando i vostri ragazzi tornano a casa e vi chiedono o vi raccontano delle loro esperienze a scuola, ascoltateli, perché abbiamo i ragazzi e ragazze che hanno un cuore grande e che possono darci tanto e soprattutto continuare a costruire la pace che prima di tutto va invocata, cercata e voluta. Tutte le nostre scuole ringraziano veramente il coro, il maestro Borin, il presidente Riedi, il signor Alberto De Stefani, qui presente, storico presentatore del coro per vari anni,
la professoressa Figuera Patrizia, qui presente, che per vari anni mi ha aiutato nell'accogliere il coro Vittorio Veneto a scuola, e il mio abbraccio affettuoso in quanto donna a tutta la corale femminile diretta dalla maestra Patrizia Tommasi. Grazie. Grazie professoressa. Come vedete, il mondo della scuola ha mandato la sua gratitudine per questi progetti. Allora io vorrei avere qui con me il maestro Borin, che non è soltanto il direttore del coro, ammesso che questo possa non bastare, ma è soprattutto un docente, è un professore di pianoforte che ha sempre lavorato sia nella scuola pubblica sia nella scuola privata. Ventura, peraltro comune a tanti musicisti. Ecco, allora, la prima domanda è questa, cioè l'importanza di portare proprio nella scuola dell'obbligo, nella quale di fatto la musica corale non esiste perché non è nei programmi di studio, il piacere del canto corale. Allora sì, questo, grazie. Dov'è Nicoletta? Grazie per le tue bellissime parole, Nicoletta. Io ho sempre cercato negli anni di portare proprio un aiuto ai nostri ragazzi per non perdere le tradizioni dei nostri canti popolari veneti ovviamente, ma non solo, e di non dimenticare tutto ciò che è successo durante la prima guerra, perché i canti sono nati in trincea, sono nati spontanei, poi le armonizzazioni dei grandi maestri ne hanno fatto diventare delle opere quasi d'arte, se vogliamo essere uno tra i tanti, è Efrem Casagrande, che è vittoriese, possiamo dire, ma anche i canti di autore come Beppi De Marzi, che ha fatto tantissime belle cose. Quindi il discorso è questo, non è vero che non si può fare coro nelle scuole dello Stato, primaria e secondaria. Bisognerebbe cercare di cambiare un attimo i programmi, vedi cara Elena, perché se noi il canto lo introduciamo fin dall'asilo, dopo nella scuola dell'infanzia, infanzia primaria, e nella secondaria possiamo fare tantissime altre bellissime cose che sto facendo per esempio adesso a San Vendemiano, perché se c'è qualcuno qui lo sa, faremo un bellissimo concerto il 22 di Natale dove cantano un canto che tra l'altro ho scritto io, che è un canto di solidarietà contro il bullismo, di amicizia. Perché visto che c'è tantissimo questo bruttissimo problema che sta capitando un po' dappertutto, e che si chiama Un amico, ed è bellissimo, lo hanno accolto le classi prime benissimo, tra l'altro sono anche molto contento perché sono anche molto intonati, quindi faccio meno fatica. Che non è scontato. Stranamente di solito bisogna lavorarsi, perché quando hai la classe c'è sempre quello che cambia la voce, perché certo. In prima media cominciano già... sì, sei nell'età della muta, certo. La muta della voce. Però io credo che invece il canto sia... Ma lo spiego, te lo dico, lo spiego proprio come storia della musica. Il primo strumento musicale è la voce. L'uomo primitivo imitava gli animali, c'è poco da fare. Quindi questo è il discorso. Il primo vero strumento è la voce. Quindi tu insomma È difficile da gestire effettivamente, perché la voce è uno strumento dove tu non tocchi direttamente il tasto o già il violino, diciamo. È uno strumento interno, diciamo così. Interno, ecco, tu ne sai qualcosa. No, al di là di questo, le esperienze che ho portato erano dedicate proprio, sono sempre state dedicate, o al filò, tanto per fare un esempio, Cappella Maggiore, mi viene in mente anche a Columberto, oppure alla guerra in questo momento, ma anche altre cose così estemporanee, ma anche la musica moderna. Perché no? Perché c'è anche quella, non è i ragazzi si pigliano in tanti modi. No, ma infatti da un lato c'è appunto l'aspetto così seduttivo, dall'altro c'è l'idea di recuperare invece la quotidianità del canto, che faceva assolutamente parte della nostra cultura, che è una cultura pedemontana e di ispirazione contadina. Tu hai parlato del filò ed è esattamente questo, tu hai parlato della guerra, c'erano altre ragioni, ma il canto era una medicina anche
per sopravvivere tante volte, per dare una forma anche concreta alla tensione, alla paura, al dolore, insomma, poi entriamo in un argomento molto ampio. Un'altra domanda che vorrei farti, e poi ti lascio ai coristi schierati, è questa. Tu ti occupi di didattica musicale un po' a 360 gradi, cioè li prendi molto piccoli e poi lavori con loro anche quando oggettivamente sono in un'età adulta della vita. Cambia qualcosa nell'approccio o davanti al maestro siamo un po' tutti alle elementari, un po' tutti bambini? Ci si deve adeguare allo strumento che hai. Io qui mi viene anche un po' la lacrima, ho visto il figlio prima, io penso a Gildo, con il quale ho avuto un contrasto quando sono arrivato al coro Ana di Vittorio Veneto, mi ricordo ancora, che mi diceva: maestro, sei troppo esigente. No, ma scusa Gildo, tu hai ancora potenzialità, ma ho 80 anni. Ma tu mi basta che mi fai quelle cose là. Questo è importante. Allora si può lavorare sullo strumento vocale, ecco. Bene, allora direi che adesso ascoltiamo ancora un po' di strumenti vocali e ascoltiamo un altro brano di Bepi De Marzi. Voi ci avete salutato così all'inizio con Improvviso e ascoltiamo un altro brano celebre, insomma, dei grandi successi di Bepi De Marzi, Laila O. Ed è un brano che io porto anche alle scuole, è un canto d'autore, non è veramente un canto popolare, però riguarda le nostre montagne. Bepi De Marzi è stato un grande a scriverlo. Quando il pelmo guarda la luna, le montagne le si raduna, le si parla, le si profuma, le racconta, le innamora, le racconta, le innamora. Quando il pelmo parla d'amore, tutto il fondo che batte il cuore sul povera nella bufera, tutti di se innamora, tutti di se Quando il pelmo guarda la luna. Ma la storia di questo coro e delle possibilità
appunto offerte per i concerti, per gli incontri, sono date anche da persone che in maniera del tutto liberale hanno deciso di sostenere anche economicamente le attività del Coro Vittorio Veneto. Ed è per questo che non c'è occasione migliore della festa, della grande festa del coro, cioè di oggi pomeriggio, per poterli anche invitare e ringraziare. Allora io intanto vorrei qui il nostro presidente attento a tutti i dettagli, e chiamerei tra gli sponsor, i main sponsor, cioè gli amici che sono sempre solidali e che ci sono sempre per le varie esigenze annuali. Il primo è Merotto Fiori, quindi io chiamerei Claudio Merotto per un omaggio. Mentre arriva il signor Claudio Merotto, vi dico... Cioè, ma cos'hai in mano? Un Oscar? Adesso arriva, perché non può mai... Avete fatto le cose in grande? Fammi vedere qui. È una samotrace Ah, e un accidenti. bronzo fuso, una fusione di bronzo dorato. Quindi insomma l'Oscar del Coro Vittorio Veneto per gli sponsor, Sì. diciamo così. Tanto il signor Merotto, ecco, buonasera. Allora, il signor Merotto, questo spero sia a voi, ferma qua. Io ho conosciuto per lavoro il signor Merotto più di 10 anni fa, di più, nel 2004, quindi 14 anni fa. E andandolo a trovare, parlando con lui e la signora, mi hanno raccontato un po' la loro storia da quando sono incominciati. Sono incominciati facendo fatica, dormendo poco, girando l'Italia col furgone. Oggi la ditta Merotto non ha bisogno della mia pubblicità, è una delle più grandi e grosse realtà nel florovivaismo d'Italia, questa azienda, ed è quella che ci fornisce sempre i fiori, perché la dottoressa Firini, la nostra presentatrice, mi dice: se non ci sono i fiori non vengo. Vero Elena? È vero. Ovviamente non è così, ma lasciamo... Allora, grazie mille a lei, la signora, perché... Bene, ringraziamo. Grazie a tutti. E da quando ho conosciuto il signor Iedi e ho conosciuto il coro, per noi è stato molto importante partecipare a questi incontri. Grazie. Allora, Merotto, Grazie. questi signori hanno edificato 2 asili in Kenya. Non lo dicono nessuno, ma li hanno fatti. Beh, quindi devo dire questo è l'applauso vero per loro, per quello che fanno, anche un po' perché vi sostengono, ma soprattutto per la beneficenza che fanno. E noi andiamo avanti con... voi siete sempre qui a farmi da sipario? Bene, ma io sono fortunatissima, ho tutti questi uomini fondale. Allora, dicevamo delle attività. Le attività non sono solo attività didattiche, ma in 10 anni si mettono insieme anche tutta una serie di collaborazioni con enti culturali che operano nel territorio. Cito ad esempio i Trevigiani nel Mondo, l'Associazione Veneto Brasile, il Comitato per Vittorio Veneto Ebraica. E forse tra le esperienze che questo coro ha fatto nei 10 anni, quella che è più rimasta loro nel cuore è proprio quella fatta appunto con Vittorio Veneto Ebraica. E allora io chiamerei questa sera qui la dottoressa Silvia Della Coletta, che è una studiosa di storia medievale e di storia ebraica, e che ci racconti com'è nato questo progetto insieme nell'anno europeo dedicato alla cultura ebraica. Buonasera. Buonasera. Dunque, noi siamo una realtà che ha già alcuni anni, ci chiamiamo proprio Comitato, o comunque Vittorio Veneto Ebraica. Realizziamo soprattutto e curiamo, insieme anche con la collaborazione dell'assessorato alla cultura di Vittorio Veneto, che ringrazio, curiamo due eventi. Il primo è il giorno della memoria, sapete, il 27 gennaio di ogni anno,
e poi curiamo la giornata europea della cultura ebraica, che ormai è giunta alla 19ª edizione e quindi da 3 anni l'abbiamo anche proposta a Vittorio Veneto, essendo che Vittorio Veneto, sapete, ha 400 anni di storia e ha dato anche ebraica. delle presenze famose. Ricordiamo Esatto. Lorenzo da Ponte perché questo teatro è dedicato a lui, ma insomma non solo. Ecco, io quindi volevo dire che la sfida, rivolgendoci al coro Vittorio Veneto, era quella di sentirli cantare in ebraico, cosa vi assicuro non facile, perché anche per me che studio materia ebraica da tanti anni, insomma, sono agli inizi. E quindi è stata lei che si è incaricata certo, di insegnare loro l'ebraico. È stato facile? No. Dite la verità. Vedo un'espressione perplessa alle mie spalle. Però devo dire che con pazienza, con dedizione, provando e riprovando e insieme anche al grande maestro e amico, vorrei dire, Giuseppe Borin, ci sono riusciti e ci hanno regalato un concerto che penso ricorderemo per molto tempo. E poi volevo ringraziare questo coro e anche appunto il maestro per avere nel loro repertorio il Veanum Choreim di Vittore Veneziani, non so se è proposto anche questa Sì, sera. è quello che ascolteremo ora. Benissimo, cade proprio, non lo sapevo. Ecco, di questo ebreo ferrarese che ha una coincidenza con Vittorio Veneto, quindi ha studiato questo Vittore Veneziani essendo coevo con il nostro Alberto Gentili. Hanno studiato composizione entrambi con il maestro Martucci di Bologna, ecco, quindi si sono conosciuti. Tra l'altro lei fa un nome che mi è carissimo, professor Aldo Gentili, quanto gli dobbiamo Alberto Gentili, quanto gli dobbiamo nella riscoperta di Vivaldi. Beh, insomma, è una grandissima storia anche questa, ma non la tracceremo questa sera. Allora, ed è proprio appunto il Veanum Choreim che ascolteremo questa sera, così possiamo testare direttamente la capacità del coro di tradurre poi in canto una lingua impegnativa e antichissima come l'ebraico. Ore
Abbiamo un altro Oscar da consegnare, anzi una Nike di Samotracia, vero? Perché gli amici che sostengono il coro sono tanti e vanno giustamente ringraziati, no? Perché se non ci fossero gli sponsor, hanno avuto coraggio. qua di attività se ne farebbero ben poche. Ecco, e quindi chiamiamo con grande piacere la Banca Prealpi, che da sempre è vicina e amica al coro Vittorio Veneto. Flavio non è tanto. Grazie innanzitutto, grazie dell'invito e grazie per questo riconoscimento che ricevo a nome del Presidente di Banca Prealpi, del Consiglio di amministrazione di tutto l'Istituto, a nome anche del Direttore Generale, il Dottor Girolamo D'Alto qui presente, e grazie sempre della vostra testimonianza quando andate sul territorio, quando ci proponete come partner delle vostre manifestazioni e noi aderenti leali al territorio sosteniamo, e quindi la nostra testimonianza qua questa sera è proprio per questo. Grazie. Bene. Quando noi incominciammo, dicemmo dove andiamo? E io e Spina andammo col cappello in mano a chiedere, ci date una mano, e loro ci hanno aiutato. Grazie. Ma è giusto davvero oggi dare luce, visibilità e attenzione a tutti, perché queste storie appunto sono storie corali anche al di là del palcoscenico. E andiamo avanti ad esplorare un nuovo tassello dell'attività decennale di questo coro. È un coro che nasce, diciamo, sul solco di una tradizione consolidata che è quella della musica corale, ma che, diciamo, insistendo su Vittorio Veneto, ha anche una sua piccola stella polare, anzi non tanto piccola, perché Efrem Casagrande è un personaggio che non finisce mai di stupire. È davvero un uomo che alla coralità, ma io vorrei dire al canto, alla lirica, alla vocalità, alla musica italiana ha dato tantissimo. Uno di quegli uomini proprio nati nel dopoguerra, che riusciva a trasformarsi, sapeva fare tutto. È stata una presenza fondamentale per, come dire, la diffusione di un certo tipo di repertorio musicale nel nascente mezzo televisivo. Ecco, di Efrem non si parlerà mai bene, mai troppo, abbastanza. Ad un certo punto il coro Vittorio Veneto incontra questo ricercatore, Michele Bracciali di Volterra, che si laurea con una tesi proprio dedicata ad Efrem Casagrande. Si incontrano, si conoscono, un coro e un musicista cosa possono fare insieme? Ovviamente musica. E quindi per ricordare questo tassello e appunto anche il lavoro, l'approfondimento sulle elaborazioni di Efrem Casagrande, il coro ha pensato a questo momento. Bracciali, che ora studia al Conservatorio di Milano, però purtroppo non ha avuto dal direttore del suo conservatorio il placet di venire perché hanno un concerto. Allora il coro ha pensato di invitare uno dei più importanti fisarmonicisti trevigiani, e non solo trevigiani ovviamente, però è una figura molto, molto interessante, molto versatile, molto trasversale, e quindi con piacere il coro Vittorio Veneto ha su questo palco la figura di Mirko Satto. Di Mirko Satto parleremo. Buonasera Mirko. Uno dei nuovi profili di fisarmonicista, musicista che ha sdoganato la fisarmonica dal repertorio solamente popolare, ma che poi presta il suo talento e il suo suono anche al repertorio popolare, con gli evidenti benefici che poi ascolteremo. Con Mirko Satto il coro Vittorio Veneto eseguirà una fantasia trevigiana di Efrem Casagrande e O notte di luna.
la bella giardiniera tradita nell'amor. La ricerca, va cercando il traditor. Vendetta io farò come le onde del
Questo è un brano che ha anche un profondo significato, perché è un brano di Efrem Casagrande che si intitola Sarabanda, ma che in realtà Efrem pensava come una preghiera. E questo, diciamo, questo risvolto ci è stato proprio rivelato da Mirko Sato, che con questo brano ha vinto un concorso. C'era Efrem Casagrande in concorso e raccontò proprio questo, che lui quando pensava a qualcosa di mistico, ad una testimonianza un po' più alta, lui pensava a questa sarabanda. Abbiamo dato il tempo a Mirko Satto, che ho anche scoperto essere diplomato in organo, poi ha suonato con prestigiosissime, in oboe, ha suonato con prestigiosissime orchestre e tra l'altro è docente al liceo musicale Marconi di Conegliano, di cambiare fisarmonica perché adesso con questo nuovo strumento Mirko Satto ci propone uno dei brani che ha definitivamente consacrato nel Novecento lo strumento nell'empireo della musica internazionale. Non lo annuncio neanche perché basteranno, penso, le prime 2 battute per capire di che cosa stiamo parlando.
Piazzolla, Libertango, vi avevo detto che non era necessaria la presentazione. Allora, adesso rivoluzioniamo un pochettino la scaletta perché come vedete è una festa con molti invitati, per cui anche così l'asset temporale si sta un po' dilatando. Io chiamerei subito qui con me, oltre al presidente Danilo Riedi, anche Cinto Ferlini. Cinto Ferlini per appunto gli alpini di Conselice. Dovete sapere che poi ogni coro sviluppa un rapporto, ma per cause anche un po' particolari, un rapporto di preferenza particolare con un luogo. Cinto ha delegato Fabio, lui non è Cinto ma è Fabio e salutiamo Fabio, delegato da Cinto. From Conselice vicino a Lugo di Romagna, perché questo è un luogo che ama particolarmente il coro Vittorio Veneto e da anni hanno stabilito una sorta di gemellaggio nel segno della musica, quindi mi pare, e non solo forse, ecco, non solo nel segno della musica, ma insomma mi pare che ormai le ospitate siano sempre più frequenti. È così? Già. Siete in tanti, mi sento un po' in soggezione. Vedo tanti, tutti parenti loro? Non solo parenti, Ecco, volevo dire, no, perché Giuseppe mi dice, ma sai, noi ci troviamo così ogni tanto tra amici nel mio garage e lì così chiacchieriamo tra di noi e ogni tanto intoniamo un canto e di lì l'esibizione del coro, le capacità e tutta la professionalità. È così Giuseppe? No, non proprio, loro sono tanto di più. Buonasera a tutti, io sono Fabio del gruppo Alpini Conselice, Ravenna, Emilia Romagna, Italia. Sono qui a portare il saluto a questi nostri amici perché i social, tipo Facebook, così, ci vogliono far credere che bastano dei click per avere tantissimi amici. Per avere migliaia di amici, di più, per avere centinaia e centinaia di amici. Io penso che invece ci devono essere questi momenti qui proprio per poter cogliere, per poter sentire, per poter ascoltare e per poter avere proprio questo rapporto diretto con chi veramente crediamo nostro amico. Perché è solo in questi attimi che noi veramente riusciamo a sentire l'essenza, sentire la vicinanza degli altri, poter comunicare, guardare negli occhi, tenere il braccio sulla spalla e stringere la mano. Ed è da uno di questi piccoli momenti che è nato praticamente la nostra amicizia, il nostro sodalizio con questo magnifico gruppo di persone. Perché The Bean, vieni Roberto, rompiamo le righe. Ma direi che l'anno prossimo è meglio invitare lui perché mi sembra un presentatore nato. Roberto è stato frate di Naia con il nostro capogruppo vulcanico Cinto. È stato, possiamo dire, ebbero ad essere frati di Naia. E di lì praticamente è nato un piccolo alberello, l'alberello dell'amicizia tra loro, tra le loro famiglie, poi l'albero è cresciuto, ha messo radici, ha allargato i rami e ha preso tutti noi del gruppo Alpini, la nostra comunità e tutti loro. Ed è con grande piacere che noi lo ospitiamo tra di noi nella nostra comunità e ci sembra quasi che se ci fossero un anno dei momenti che non riusciamo a incontrarci, che ci manchi qualcosa, che siamo un po' più poveri. Quindi grazie. Dico grazie a tutti loro e lunga vita al coro. Una grande verità, evviva i rapporti reali, evviva i rapporti reali, le amicizie de visu solide. Posso solo immaginarmi come vi divertite quando andate a fare le vostre trasferte a Lugo in Romagna. Possono tornare a casa tranquilli perché avevano il problema della vettura. Sì, adesso li salutiamo e auguriamo loro anche buon viaggio e buon ritorno. Ciao. Ciao Fabio, un saluto a Cinto e a tutti gli amici di Conselice.
Allora, il coro però vuole salutare a proprio modo gli amici di Conselice, un brano solo, e questo brano è sul ponte di Perati nell'armonizzazione sempre di Efrem Casagrande. Sul ponte di Perati Ecco, rinnoviamo il saluto e il buon viaggio alla comunità di Conselice, ormai gemellati idealmente con i nostri amici vittoriesi. Buon viaggio, lasciamo loro il tempo di uscire dal teatro perché hanno il torpedone che li attende per tornare in Romagna. Grazie, ci avete portato l'allegria e anche quella bella parlata, quel bell'accento romagnolo che fa tanto bel paese. Ecco, l'hanno anticipato. Un'attività speciale è stata fatta dal coro proprio in occasione del centenario dalla Grande Guerra, che per i nostri territori ha implicato sostanzialmente 3 anni, quasi 4, di commemorazioni, di eventi, di momenti appunto di approfondimento, di storia sostanzialmente, di storia di vita, di storia ufficiale e di storia minima. Ed è proprio in questo contesto che il coro ha incontrato Cinzia Zanardo,
che da molti anni lavora sulla memorialistica della Grande Guerra, dedicata cioè alla Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto sulle fonti dirette, racconti, testimonianze, diari. E in queste ricognizioni ha scovato veramente un diario speciale. Ecco, l'incontro tra questo diario, la sua voce e il coro Vittorio Veneto ha generato numerosi spettacoli che hanno appunto raccontato in presa diretta i disagi, le disgrazie, il terrore e il dolore della Grande Guerra. Cinzia Zanardo è qui con noi questo pomeriggio e ci proporrà un breve reading tratto appunto da un diario speciale, ma poi lei ci racconterà dove e come nasce questo diario e che ruolo ha. Mentre sarà interpuntata, diciamo, dalle voci del coro che seguiranno I fiori del sangue di Luciano Scialli e Ça va sans dire, la canzone del Piave, nell'armonizzazione di Efrem Casagrande.
Queste sono alcune pagine del diario di Elisa Fagnol, una ragazzina di 14 anni che durante la Prima Guerra Mondiale annotò nel suo quaderno di scuola tutta la sua sofferenza, il dramma di quel momento che si consumava durante una battaglia a pochi metri di distanza dal fiume Monticano. Si era già in odor di armistizio, ma una pioggia di granate distrusse la casa. Piccoli aneddoti degli ultimi giorni dell'invasione del 1918. Era la sera del 28 ottobre 1918, dopo aver veduto per 4 giorni un continuo passaggio di truppe tedesche che si ritiravano dal fronte del Piave, cominciava la notte a farsi seria e la natura stessa pareva ci dicesse: preparatevi a una terribile scossa. Saranno state le 4 pomeridiane quando cominciammo ad avere paura. Le strade, la piazza erano quasi deserte. 4 soldati che erano da un pezzo fermi in piazza misero dell'esplosivo fra le macerie del campanile atterrato dalle bombe e dalla mina. E in quel che di misterioso era una malinconia insuperabile. Noi eravamo chiusi in una stanza a pian terreno perché aveva le mura più larghe delle altre. Eravamo accovacciati, tutti vicini. I fratellini piccoli piangevano di paura, la nonna dormiva di un sonno provvisorio e noi, più grandi, si parlava con la mamma di un triste avvenire. Si ascoltava qualche monotono rumore quando sentimmo un passo non tanto lontano che non era di uomini. Mio fratello aprì il balcone e la mamma sottovoce gli diceva: chiudi perché possono vedere il lume e possono sparare. Ma lui non poteva trattenersi perché sperava fosse qualche italiano. Infatti, nella via luminaria erano 2 cavalleggeri e parevano cioè nostri soldati italiani. Poi si fermarono. Abbiamo sentito 2 colpi di fucile. Un brivido ci è corso per la pelle. Noi eravamo agitati, il nostro cuore batteva forte forte. Non so perché, forse di speranza, forse di paura. Intanto la notte scendeva, la malinconia aumentava. Sì, la passammo così quella notte, parlando di cose serie e ascoltando al di fuori, ma un'inquietudine ci turbava, si temeva per il prossimo avvenire. E dopo una notte brutta brutta, giunse anche il mattino, freddo, nebbioso, malinconico. Se ci fosse stato il sole col suo tiepido raggio ci avrebbe animati, ci avrebbe incoraggiati, ma anche quello mancava. Saranno state le 8 antimeridiane del 29 ottobre 1918 quando cominciò a cadere in piazza una granata. Si piangeva e si pregava il Signore che avesse pietà e che rimediasse Lui a ciò che stava per accadere. Verso le 9 sentimmo un rumore. Era un aeroplano basso basso sotto le nubi e si distinguevano bene i 3 bei colori, rosso, bianco e verde. Lo osservammo un momento estatici, con lo sguardo fisso, come per dirgli: venite presto, venite italiani, venite a salvarci. Ma poco dopo arrivò una pattuglia di inglesi e si sparpagliarono per tutte le case per vedere se dentro vi erano tedeschi. Intanto le granate cadevano sempre più fitte.
Alle 11 vedemmo avanzarsi la truppa munita di mitraglie e cannoni per sparare al di là del Monticano, dove i tedeschi facevano resistenza. Anche in casa nostra ci saranno stati 20 soldati. Dopo un anno di pene, di sofferenze, di malinconia, ecco il primo momento di felicità in mezzo ai nostri soldati. Ma in quel momento nella casa vicina alla nostra è caduta una granata e dopo qualche istante ecco che comincia a caderne una in piazza, poi un'altra, poi ancora un'altra. Mia mamma, che per la prima volta dopo tanto tempo stava facendo la polenta, sì, la polenta quella buona, mentre la mescolava interrogava un soldato che stava asciugando i calzetti che aveva bagnati passando il Piave poche ore prima. Buon soldato, che ci sia ancora pericolo, sento questi colpi tanto vicini che io non riesco a mettermi il cuore in pace. Signora, le consiglio di scappare perché dicono che dovremmo fare una battaglia proprio passando il Monticano. E mentre così parlavano, una granata cadde nel mezzo di casa nostra che fece un fragore indiavolato rompendo tutti i vetri, facendo crollare le mura dall'ultimo piano e del tetto. E come in un lampo la casa restò vuota. Soldati e borghesi fuggirono non so dove. Solo so che mio fratello più grande prese il piccolo, se la diede a gambe. Mia mamma prese la piccola che stava su arrampicata sul seggiolone dove sedeva la nonna. Poi scuote la vecchia, diede un allarme a tutti noi che eravamo ancora convalescenti della febbre spagnola e tutte insieme corremmo verso il cortile per scappare. La nonna pure spiccò proprio un salto e di corsa dietro a noi venne fino al cortile. Ma a un tratto mia mamma, che era davanti alla fila, si tornò a voltare e non vide più la nonna. Cosa fare? La nonna non arrivava. Le palle arrivavano con un fragore spaventoso. I soldati ci dicevano di scappare via anche da loro, ma come? Dove? E la nonna? Vado a prenderla, dissi io. Cominciai la strada, ma ero ferita a un piede. Appena passato il cortile di Bruniera e quello di Bianchi, un'altra granata cadde poco davanti a me. Parecchi soldati che avevano capito di che cosa si trattava mi dissero se ero pazza e continuavano a dire: salvate i giovani, salvate la gioventù preme. Allora tutti ad alta voce si chiamava: nonna, nonna, nonna! Ma invano, non sentiva, perché il fragore di quelle granate si faceva sempre più grande, sempre più forte, sempre più spaventoso. Non si partiva. Se un soldato non ci veniva a spingere e ci disse: andate, andate, andrò io a prendere la vecchia. La gioventù preme, salvate i giovani. Allora cominciammo il cammino verso i campi, venimmo seguiti da altra gente che veniva dalla piazza. Arrivati a un certo punto si vedeva bene la nostra casa, ma pareva che ardesse. E la nonna? Poi i tedeschi che stavano al di là del Monticano allungarono il tiro dei cannoni e anche in quel campo si era in pericolo. Bisognava andare avanti, bisognava andare ancora avanti, ma ormai la forza ci mancava. Ma la mamma si fece coraggio perché lì, in quel momento, andava di vivere o morire, essendo i proiettili tanto vicini. Coraggio, 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 figlie mie, il Signore, Lui ci aiuterà. Ma io con la ferita al piede e dopo 8 giorni di febbre
Non ne potevo più, a stento mi trascinavo dietro agli altri. Con me era una donna che portava in braccio 2 bambine ammalate, un fischio contro di noi, una granata tanto vicina che ci fece cadere per terra. Quella granata non scoppiò. Poi la notte, siepi, fossi, campi, ci trovammo in una famiglia di Brugnera, a Rai di San Polo, dove saranno state 200 persone. Una donna mi disse: la sua casa è tutta per terra, non è rimasto che un mucchio di pietre, così pure la chiesa. Che momenti di strazio. Lì si era proprio al colmo del soffrire. Il pensiero terribile della nonna, il dolore della sentita morte della zia, il pensiero dei parenti, fame perché da 3 giorni non si mangiava, paura perché anche là nei dintorni arrivavano le granate, freddo perché eravamo vestiti un po' alla meglio, sonno che da 3 notti non si dormiva. Se il cielo non avesse avuto pietà, cosa sarebbe stato di noi? Non si sentiva più niente, non si parlava più. Solo nella mestizia di un profondo dolore si confidava nella misericordia di Dio che ci aiutò a sopportare quegli strazi morali e fisici. Ai primi albori la mamma cominciò la strada per andare a cercare la nonna. Tornata alla nostra casa l'abbiamo trovata tutta rotta, i vetri, il suolo, le mura, era tutto decrepito. Quanta malinconia è rimasta in noi nel vedere un paese completamente devastato. Il campanile non era più, la chiesa quasi tutta a terra, il parroco in fin di vita, l'ansia di sapere dei nostri profughi e tante altre cose lasciate da quella terribile prigionia tedesca che sarà per noi commemorata per sempre. Ma il Signore ha voluto che torna a rifiorire i primitivi giorni. Ed ecco che il 4 novembre fu firmato l'armistizio di quella terribile e sanguinosa guerra europea con la vittoria italiana. Sì, lodare Gesù, sì, viva l'Italia, però tutte le famiglie sono state segnate. Questo accadeva realmente a Visnà di Vazzola, lungo il Monticano. Elisa Fagnol era mia nonna. Il piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera. Muti passarono in quella notte i fanti, al cielo bisognava andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso il lieve tripudiar dell'onde. Al presagio dolce lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero.
Abbiamo un altro Oscar qui da consegnare, un altro amico da citare e da ringraziare per il sostegno costante offerto al coro. Stiamo parlando di Amedeo Zanardo e di Gemme Del Piave, che è sempre stato solidale con gli scopi del coro. E chiamerei appunto qui Amedeo Zanardo con noi. Voi avete ascoltato Cinzia e Amedeo è uno dei primi amici che io ho incontrato nel 65 quando venne a Vittorio Veneto. Un giorno passando in azienda e quando mi congedò mi disse: guarda, ti regalo un libro. Questo libro l'ha messo in edizione mia nipote, prendendolo dai diari bruciacchiati di mia madre. A me è piaciuta l'idea, ho detto dammene una copia, in più, la consegno al maestro e se lui ritiene che possiamo abbinare il tuo racconto, il racconto di tua madre con il coro, incontro il maestro dove ci troviamo tutti i giorni e il maestro mi dice: ma fammi leggere, ci pensiamo. Mi mise in contatto con la Cinzia e la cosa, Cinzia il coro l'ha portata in tantissime scuole, come diceva la professoressa Piccin, e anche non nelle scuole, al di fuori, sempre molto apprezzata. Grazie Amedeo. Ed ecco la Nica di Samotracia. No, volevo solo dire, intanto sì, sono orgoglioso di essere figlio di Elisabetta Zanardo e grazie a Cinzia che è bravissima anche nell'esporre, e sono anche orgoglioso di in qualche maniera essere amico del mio amico Riedi e di essere presente con il coro che mi dà sempre tante emozioni. Vi ringrazio. Grazie al signore Amedeo Zanardo. Aspetta qui con me, perché abbiamo anche un po' un resumé da fare, no, su questa vostra attività. 10 anni, 150 concerti, collaborazioni con tantissime associazioni ed enti, associazioni d'Arma, insomma vi siete occupati di tutto, avete lavorato con Un giorno per Emma, poi con la lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot, poi tanti volontari, la solidarietà di Colle Alberto, la raccolta fondi per i terremotati dell'Emilia, siete venuti da noi col coro di Stramari, siete stati stupendi e generosissimi, l'Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, e poi tutte le altre collaborazioni con Radio Maria, Comando Forze di Difesa Interregionale Nord di Padova, e poi le varie celebrazioni della Virgo Fidelis con i carabinieri di Conegliano, Vittorio Veneto, poi alla Basilica del Santo a Padova, insomma poi gruppi di alpini, esatto. Concerti. L'ultima uscita del coro a Padova è stata per la festa triveneta dell'Arma dei Carabinieri, e Stefano Maso si è divertito con l'organo che tirava Stefano giù. Maso lo conoscete tra poco, organista e pianista poi, che accompagnerà l'ultima tranche del concerto. Allora noi siamo orgogliosi di aver fatto 2 o 3 concerti per Renzo e anche per la TES, che è un lust di Padova per la ricerca sulle cellule staminali, che è veramente una cosa eccezionale, e noi siamo contenti di aver partecipato al loro sviluppo. Sì, perché coro vuol dire anche tanta solidarietà, voi ci siete sempre, ecco, una valida spalla. Volevo parlare del nostro maestro, è bravo, ma è anche aiutato dalla Laura e da Davide, quindi il merito è che loro fanno il lavoro di fatica, e poi lui, che sono i vicemaestri, no? E lui poi, esatto. Volevo parlare di Elena, questa signora che è qui con voi, Di me. che oltre a essere una giornalista molto quotata, è una delle esperte, direi, a livello europeo per quanto riguarda la lirica, perché noi ti seguiamo, abbiamo il libro Dal Monaco, abbiamo parecchie cose tue.
è veramente brava ed è una brava cantante. Vabbè, non sono una brava cantante, è direttrice del sono coro. semplicemente diplomata in canto lirico, ma direttrice del ho appeso l'ugola al chiodo temporibus illis, però devo dire che questa è una provincia, adesso non voglio parlare di me, che ha dato molto in termini anche, insomma, abbiamo un teatro di tradizione che è il Teatro Comunale di Treviso, abbiamo una storia illustre su tutto il territorio. Allora, avevamo un'altra Nike da dare, vero? L'ultimo Oscar della serata all'azienda vinicola Borgo Antico di Leonardo Marchesin. Prendi una, l'ultima che è rimasta. Però Leonardo Marchesin non è potuto essere presente. Allora, Leo, per chi non lo conosce, è il proprietario di un'azienda vinicola molto vicino a Beppin, alla Rin. Questa sera non può essere perché ha un grosso problema in famiglia, viene Beppin, e noi del coro lo conosciamo. È un me sponsor del vino. Il nostro coro è abituato a bere bene, beve Borgo Antico. Allora io ritiro per Leo questo qua. Bene, allora salutiamo e ringraziamo anche Borgo Antico, Leonardo Marchesin. Allora ci stiamo avvicinando alla fine di quella che più che una festa si sta trasformando in una maratona anche per il pubblico, perché sono 2 ore che vi stiamo trattenendo sulle poltrone, no? Bravissimi. Ecco, bravi tutti. Esatto, brava Però anche adesso c'è ancora qualche sorpresa. Ecco, e allora l'ultima tranche di questo concerto è dedicata, grazie, ad un DVD che è stato realizzato per i 150 anni della nascita di Giuseppe Verdi dal Coro Vittorio Veneto insieme alla Corale Femminile. È stato un progetto dedicato alla figura appunto del Beppino nazionale, con l'esecuzione anche di alcune delle sue più importanti opere corali. Ecco, ed è in omaggio proprio a questa fatica del doppio coro che presentiamo 3 brani e che andranno anche appunto a concludere la serata. Allora io presenterei subito appunto Stefano Maso, organista e pianista, collaboratore del coro in diverse occasioni, e lascio il campo alle 2 corali. Ascolteremo il Va Pensiero, La Vergine degli Angeli e Notte Silente. Patrizia, vieni qua. Vieni qua con me, vieni qua. C'è una sorpresa, vieni qua. Patrizia è un soprano, ma è senza voce. Allora un bel applauso. Allora, siccome noi siamo musicisti, ci conosciamo tra tutti noi, io ho trovato un sistema. Sorpresa.
Allora, io non ve lo spiego neanche come è successa questa cosa, perché io sono arrivata e mi hanno detto: guarda, dobbiamo rinunciare alla Vergine degli Angeli. Io non l'ho mai cantata. Giuseppe, Beppino, perdonami. Però a parte questo, ci tengo a dire una cosa: l'ho fatto solo per un motivo, ed è un motivo molto personale. 2 giorni fa mia madre ha avuto un'operazione molto, molto impegnativa e io questa sera ho voluto cantare per lei. Grazie. Bravissimo.
Allora un grazie sincero alla passione di queste persone che si sono spese e si spendono nell'esercizio del canto corale, che appunto è una pratica che certamente va giudicata sotto la lente musicale, ma anche appunto sotto la lente sociale. Ecco, un mondo di affetti, di amicizie che nascono, uno star bene insieme con appunto un obiettivo comune, che è quello di cantare, di sentirsi veramente uniti e insieme dentro il mondo delle note. Io ringrazio tutti voi per essere stati presenti a questo pomeriggio intenso, denso, lungo, ma ringrazio particolarmente Alessandro Raschi, che è il presidente di ASAC, che non ha voluto far mancare la propria presenza questa sera per i 10 anni del coro, e lo chiamo qui con me per un saluto. Alessandro Raschi, al di là del ruolo, è figura molto attenta alla coralità nuova, alla coralità diciamo più âgée, al livello ma anche al senso di essere parte dell'ASAC. Buonasera a tutti voi e buonasera ai cori, il Coro Vittorio Veneto e il Coro Femminile Vittoriese. 10 anni sono un appuntamento importante, un traguardo importante per un coro, perché vuol dire che il coro, superate le difficoltà iniziali, quelle di cui parlava Danilo prima, ha avviato una propria strada, ha consolidato la propria struttura, si è creato, ritagliato uno spazio all'interno del mondo corale italiano, veneto, locale, e ha consolidato dei rapporti di amicizia importanti. Ne abbiamo visti tanti oggi qua. Ha imparato a sopportare il maestro e il maestro viceversa, i coristi. Un traguardo importante perché, come diceva giustamente Elena, ho sentito ripetere anche oggi, il coro è un presidio molto molto importante sul territorio, sia dal punto di vista musicale, artistico, spesso è un laboratorio di alfabetizzazione musicale per i giovani, meno giovani, proprio per tutte le età. È anche un modo, forse qui da noi in Italia soprattutto l'unico modo attraverso il quale riusciamo a tutelare una tradizione importante dal punto di vista della tradizione delle musiche che vengono trasmesse, che erano trasmesse una volta oralmente, che se non fosse per i cori sarebbero senza voce, ma anche per tutto quel repertorio enorme che è tipico della nostra cultura particolarmente italiana, quindi musica antica, ma anche musica contemporanea, non solo pop. Abbiamo tantissimi autori che compongono benissimo e sono eseguiti in tutto il mondo. Però è anche un presidio importante dal punto di vista sociale e aggregativo. Senza i cori, senza l'impegno di tutte queste persone, che è un impegno, come diceva giustamente Elena anche prima, quasi quotidiano, che coinvolge non solo il corista, ma la famiglia, gli amici, le aziende, le amministrazioni comunali. Ecco, permettetemi un ringraziamento all'amministrazione comunale di Vittorio, che oltre a essere molto vicina ai cori qui alle spalle, ha una presenza costante nella coralità italiana, perché il concorso di Vittorio Veneto è veramente uno dei concorsi, se non rimasto adesso l'unico concorso importante in Italia, e questo grazie alla sensibilità di un'amministrazione che sostiene i propri cori sul territorio e sostiene anche questo concorso nazionale, e lo ha dimostrato anche con il Festival della Coralità Veneta, che si è svolto solo un mese fa proprio su questo palcoscenico, dove i cori del Vittoriese hanno dimostrato con la loro presenza di essere una realtà viva, pulsante sul territorio, ma anche di sapersi mettere a disposizione e collaborare per l'organizzazione. Quindi grazie ai cori di Vittoriese e buon compleanno al coro Vittorio Veneto. Grazie. Grazie mille Presidente. La presenza è particolarmente gradita perché insomma tutti questi cori fanno parte della grande famiglia di ASAC. Allora, Presidente, siamo veramente arrivati ai saluti, direi, ai saluti e ai ringraziamenti. Allora, volevo approfittarne che c'è il Presidente regionale. A me sentire dire
chiamare presidente di una comunità di 40 persone mi sembra molto roboante. Presidente di che cosa? Quindi cerca di trovare un termine che sia più modesto, più tranquillo che un presidente. Io vorrei ringraziare tutti voi che avete avuto la pazienza di rimanere qui. Si dimentica sempre qualcuno. Antonella Uliana è l'assessore alla cultura ed è una nostra fan che ringrazio molto, è sempre presente, è sempre pronta a sostenerci. E a tutti voi che avete avuto una pazienza della malora. Questo coro oggi doveva avere 2 debuttanti, Matteo e Renzo, che per motivi altri non sono potuti intervenire. Nel rugby si dice non aiuto, ma supporto. Questi 2 saranno di sicuro di supporto a quelli che fra qualche anno lasceranno la staffetta a questi, quindi cercate di sostenerci sempre, perché noi vorremmo continuare altri 10 anni. Grazie a tutti voi. Bene, io chiamerei qui i coprotagonisti di questa serata. Abbiamo i cori, abbiamo appunto il maestro Stefano Maso, chiamerei Mirko Satto e Cinzia Zanardo qui con noi. Allora, è veramente tutto. Io direi che possiamo veramente dire un ultimo buon compleanno a questi cori, poi non so se hanno preparato un finale diverso in musica, come forse si converrebbe. Grazie a voi, buon pomeriggio, e che la coralità faccia sempre parte davvero del nostro tessuto sociale, del nostro tessuto economico, del nostro territorio. È un modo bellissimo di esprimere il senso di comunità. Buon Natale!